La Fondazione Musicale Masiero e Centanin, nell'ambito delle sue molteplici attività che comprendono corsi di apprendimento della musica e di perfezionamento musicale professionale, organizzazione di concerti, ricerche, produzioni editoriali e discografiche, ha allestito il Museo di Pianoforti Antichi. Il museo raccoglie 40 esemplari di pianoforti dell'epoca compresa fra la fine del Settecento e l'inizio del Novecento. Alla ristrutturazione dei suoi locali ed al restauro degli strumenti hanno contribuito la Regione Veneto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. I primi due esemplari che appaiono all'entrata del museo rappresentano gli strumenti precursori del pianoforte, il clavicordo e il clavicembalo. Nel clavicordo il suono viene prodotto dalla percussione delle corde mediante lamelle di ottone, dette tangenti, attaccate all'estremità dei tasti. La tangente percuote la corda e vi rimane attaccata, delimitandone quindi la lunghezza stessa e determinando in tal modo l'altezza del suono. La sonorità è delicatissima, appena udibile, ma risponde alle più varie sfumature di tocco dell'esecutore. Nel clavicembalo la produzione del suono avviene invece mediante pizzicamento delle corde per mezzo di minuscoli plettri azionati dalle leve dei tasti. La sonorità è piena e udibile anche in grandi sale. Il pizzicamento delle corde avviene però in maniera meccanica e può produrre quindi solo un'intensità sonora uniforme. Il clavicembalo, cioè, non può rispondere alle sollecitazioni del tocco dell'esecutore per poter suonare sia piano che forte con tutte le gradazioni di intensità intermedie. Partendo da questi due strumenti a tastiera, alla fine del Seicento il cembalaro padovano Bartolomeo Cristofori sviluppò la concezione di un nuovo strumento che potesse riassumere in sé le loro diverse caratteristiche. La possibilità di modulare l'intensità del suono, come nel clavicordo e non nel clavicembalo, ed il volume sonoro del clavicembalo, del tutto insufficiente nel clavicordo. Cristofori ottenne lo scopo facendo percuotere le corde da dei minuscoli martelletti e chiamò il nuovo strumento da lui inventato clavicembalo che fa il piano e il forte. Alla fine del Settecento il nuovo strumento venne chiamato con vari appellativi: cembalo a martelletti, cembalo a piano e forte, in altre lingue Hammerflügel, Hammerklavier, Clavecin-Maillet. Ma il termine più diffuso fu forse fortepiano, e fortepiano è il termine che viene usato oggi per indicare il pianoforte settecentesco. Il pianoforte suonato da Mozart, per intenderci, e sul quale il grande compositore salisburghese compose ed eseguì le sue sonate e i suoi concerti. Il pianoforte di cui era pienamente soddisfatto, perfettamente rispondente alle sue esigenze e alle esigenze dell'estetica musicale del suo tempo. Nel corso del tempo, il pianoforte ha subito, attraverso numerose modifiche, una costante evoluzione. Un'evoluzione necessaria per adeguarsi alle esigenze delle varie epoche musicali che si sono susseguite dalla sua nascita ai giorni nostri. In realtà, il pianoforte non si è quindi perfezionato nel tempo, ma è cambiato, come sono cambiati nelle varie epoche il gusto musicale, lo stile, la cultura, la sensibilità, le concezioni artistiche. Già all'inizio dell'Ottocento la sonorità del pianoforte si intensifica, il timbro, cioè la caratteristica del suono, diventa meno metallico e più rotondo, grazie a modifiche della sua struttura e all'impiego di materiali diversi.
Sarà verso la metà dell'Ottocento che il pianoforte assumerà caratteristiche di pienezza e profondità di suono indispensabili ad esprimere i nuovi contenuti espressivi del romanticismo musicale. Brahms, nonostante le più famose fabbriche gli offrissero i loro strumenti, rimarrà fedele al costruttore Streicher e prediligerà sempre i suoi strumenti. Alla fine dell'Ottocento il pianoforte continuerà ad allargare la sua gamma sonora, ricercando però come ideale estetico la dolcezza del suono.
Il pianoforte, oltre che nella struttura più consueta a coda, è stato costruito anche in forma verticale, con le corde tese verticalmente rispetto alla tastiera. Un'altra forma molto diffusa, soprattutto nell'Ottocento, è quella del pianoforte a tavolo, dalla sonorità intima, usato esclusivamente per l'uso domestico. Il viaggio compiuto nel tempo dal pianoforte è stato veramente lungo. Quando all'inizio del Novecento sembrava finalmente aver raggiunto un traguardo definitivo, le nuove concezioni musicali introdotte da compositori come Stravinsky, Prokofiev, Bartók e gli orizzonti inaspettati del jazz portarono il pianoforte ad esaltare le sue caratteristiche percussive e a modificare ancora una volta la sua sonorità. Basterà confrontare il suono del pianoforte di oggi con uno Steinway dell'inizio del Novecento per capire quanto la dolcezza e rotondità di suono abbia lasciato il posto ad un timbro sempre più penetrante, più incisivo e a volte aggressivo. Gli esempi musicali eseguiti dal pianista Franco Angeleri e dal duo pianistico Angeleri-Mingardo sono tratti in parte dal CD Pianoforti romantici e dal CD Brahms, Danze ungheresi e Walzer. Presso il bookshop del museo sono in vendita le produzioni discografiche realizzate dalla Fondazione Musicale Masiero e Centanin ed è disponibile il catalogo del museo con tutte le immagini dei pianoforti esposti. La Fondazione Musicale Masiero e Centanin opera senza fini di lucro per la promozione della cultura musicale, soprattutto fra i giovani, anche grazie alle erogazioni liberali che riceve dai suoi estimatori e dai visitatori del museo e della mostra.